Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornato qui con noi Maurizio Francescon, direttore Confesercenti Veneto Centrale. Parliamo di commercio, lo abbiamo già fatto con il settore della moda di Confcommercio, ma stavolta entriamo nel dettaglio e anche su vostra richiesta parliamo dei piccoli esercizi commerciali, parliamo anche della città di Padova, parliamo delle iniziative che vengono fatte un po' in generale sul territorio, ma non solo Padova ma anche Vicenza. Perché, vero direttore, Veneto Centrale? Sono le province di Padova e Vicenza. Quindi vi siete belli allargati e completa un territorio che presenta delle analogie, oppure Vicenza e Padova sono sostanzialmente diverse? Ma credo che il Veneto in generale abbia questa caratteristica, che ogni territorio ha una sua storia e una sua cultura. E devo dire che mettere insieme due province, sebbene vicine, economicamente forti, perché sono tra le più forti in Italia, non è semplice. Le differenze ci sono, sia nel modo di lavorare, nel modo di concepire il lavoro, nel modo di concepire anche essere impresa. Ci sono delle differenze. Dove va meglio? Nel Vicentino, Vicenza o Padova? Ma credo che siamo allo stesso livello, non è che sia... Le problematiche sono quelle? La differenza è che Vicenza è una provincia dove la popolazione e anche le imprese sono abbastanza diffuse nel territorio, mentre invece Padova è più concentrata attorno alla capoluogo, attorno a Padova abbiamo circa il 50%, mentre invece nel Vicentino abbiamo meno del 30% concentrato attorno alla provincia. E questo in qualche modo, secondo me, agevola Vicenza. La agevola perché permette insediamenti e degli investimenti più diffusi, dando anche respiro a zone come Bassano, Thiene, Schio, che sono sostanzialmente molto ben attrezzati anche dal punto di vista economico. Dal punto di vista del turistico, come sono andate le cose per gli esercenti, naturalmente? Diciamo che stanno andando bene, però è un bene che va detto in termini con grande attenzione. Perché? Perché il turismo sta crescendo in tutto il mondo. Le presenze turistiche, chi viaggia per turismo sta crescendo nell'ordine del 6-7% in tutto il mondo. Per cui anche successi importanti come Vicenza, come Padova, che crescono sotto l'aspetto del turismo culturale, sono positivi. Siamo al di sotto però di quello che potremmo come potenzialità crescere. Probabilmente anche quello che sta succedendo su Venezia, quello che è successo su Venezia, per cui questa, diciamo così, tra virgolette, cattiva pubblicità che si è fatta con l'acqua alta, sta probabilmente anche rallentando un attimino l'attenzione per il Veneto più in generale. Avremo però 2 o 3 opportunità nel Veneto, tipo le Olimpiadi, i mondiali di sci, che ci permetteranno di riprendersi. Padova e Vicenza stanno puntando molto sul turismo culturale, la ricaduta in questo caso per gli esercenti è discreta. Dobbiamo fare molto di più, perché attenzione, il rischio è che tutto sia concentrato sullo sviluppo culturale delle città e poco su quello che è invece il sistema dell'accoglienza, che vuol dire poi premiare gli esercizi, i bar, i ristoranti, ma anche i negozi, che sanno adeguarsi a quella che è la presenza culturale di quel periodo. Ecco, allora qui a questo punto chi deve fare cosa? Quindi di chi è la responsabilità, chi deve attivarsi? È l'amministrazione comunale che deve dare delle indicazioni, che deve fare degli interventi di un certo tipo, sono le associazioni di categoria, sono i singoli commercianti, per dare anche una svolta, perché dopo entriamo anche nei problemi concreti singoli delle diverse realtà. Ma io credo che è il momento di passare da quello che diciamo, facciamo squadra, facciamo il sistema, a veramente cose molto anche più banali, ma farle veramente insieme, no? Al di là dei grandi proclami. Il mondo che si apre è un mondo pieno di opportunità. Chiaramente sta sia il pubblico che il privato a saperle cogliere. E qui occorre che effettivamente ci sia uno sforzo e una guida comune. Il privato deve saper migliorare la propria offerta, il pubblico deve creare un ambiente per cui questa offerta l'impresa possa muoversi liberamente e anche in maniera competitiva. Facciamo alcuni esempi concreti. Probabilmente è ora di cominciare a investire molto sicuramente nel settore della promozione della città, sicuramente, ma anche nel momento dell'accoglienza, e qui parlo di tutto il Veneto, dell'accoglienza di chi arriva in queste città. Non parlo solo dei turisti in queste città, parlo di tutti quanti, i visitatori, parlo di chi ci lavora. Noi puntiamo molto a promuovere gli arrivi, sicuramente questo può esserci di aiuto, ma attenzione poi, abbiamo alcuni dati
che sono abbastanza preoccupanti, nel senso che quando, per esempio, se andiamo a vedere una recente ricerca dell'Università di Padova, Sì. vediamo che a Padova un turista difficilmente ritorna. Sì, questo è vero. Ed è qui occorre che evidentemente ci sia uno sforzo molto forte sia da parte del pubblico che del privato. Il privato deve saper attrezzarsi per accogliere, che significa un'offerta commerciale importante, significa una capacità di informazioni e un sistema di accoglienza da dare al cliente forte. Per quanto riguarda il pubblico invece significa un utilizzo diverso anche delle risorse che arrivano dalla tassa di soggiorno. Nel senso che sempre di più questa tassa che viene pagata dai turisti, va chiarito questo, non è pagata dai cittadini ma è pagata dai turisti, deve ritornare ai turisti, come fanno in alcune zone della... Però forse anche bisogna inventare qualcosa, perché questa cosa che ha detto è vero, io conosco alcune persone che non sono di Padova ma da fuori comunque, e a Padova ci sono stato, punto, fine. A Treviso però ci torno diverse volte, per fare come Verona. E tu dici, ma come mai questo desiderio, che effettivamente anche a me Verona piace, Treviso piace, però Padova non è così di appeal, cioè gli manca qualche cosa, qualcosa. Il padovano ci va perché c'è la sottocasa, però perché uno che viene da fuori regione torna in un'altra città che lo incuriosisce? Verona poi ha una fortissima attrattiva per esempio, e Padova non è così. Beh, la ricetta non c'era nessuno in questo momento, bisogna evidentemente lavorarci sopra e costruirla. Le cause probabilmente sono quelle che dicevo prima, in alcune aree tipo Treviso ci si ritorna perché l'offerta, è inutile dirlo, enogastronomica di accoglienza di Treviso è estremamente apprezzata. Padova, che non è inferiore come offerta, non riesce a farla apprezzare nella stessa maniera, per cui io vengo a Padova, vedo la Cappella degli Scrovegni, vedo magari qualche altro patrimonio che abbiamo, poi mi sembra di aver visto tutto. Non è così, devo godermi e devo saper offrire a chi arriva a Padova una serie di proposte che lo invitino a rientrare, e questo sta nel sistema di accoglienza, non c'è nessun altro metodo con cui possiamo convincere il cliente a ritornare. E da questo trarrebbero vantaggio anche i commercianti. Pensiamo ad alcune cose che fanno nel Trentino che sono quelle mica, ma quando arriva un cliente gli danno una card effettivamente a Trentino che prevede una serie di, ma non solo il Trentino anche altre cose, prevede una serie di vantaggi, di agevolazioni, ma chi soggiorna per più di 3 giorni, 4 giorni gli offrono una degustazione gratuita in qualche struttura dei prodotti locali, cioè tutte cose che evidentemente Padova e Picenza possono fare ma che in questo momento fanno in maniera un po' limitata. Va potenziata questa parte, mettendoci insieme. Anche Vicenza ha fatto dei passi avanti comunque, è diventata più accogliente, ha fatto degli eventi, non so, il stesso palazzo, no? Con le illuminazioni. Io non credo che siano sempre gli eventi la parte di successo. Vicenza ha un sistema di accessibilità sicuramente meno difficile di quello che abbiamo preso. Questo è una cosa, andiamo al primo tema. Di parlo. Cioè io quando vado a Vicenza, da qualsiasi parte ci vado, posso anche prenotare il parcheggio, per dire. Posso prenotare il parcheggio, certamente sono delle difficoltà, ma so con chiarezza dove posso andare, posso andare a ridosso, ci sono alcuni parcheggi proprio a ridosso del centro storico, Parco Fogazzaro, ma anche lo stesso Parco di Via Roma è vicinissimo al centro storico. Padova è un po' più complessa da questo, non c'è un sistema di prenotazione dei parcheggi, non c'è un sistema di accoglienza e soprattutto c'è una discussione perenne su parcheggi sì, parcheggi no, per cui questo mette anche in difficoltà chi deve venire, ma dove vado, ci vado, la Prandina trovo posto, non trovo posto, adesso meno chiuso i Boschetti, ma dall'altra parte cosa c'è nell'ex PP1, c'è la terra, c'è l'asfalto, quindi una serie di aspetti che evidentemente vanno profondamente migliorati, però ripetiamo, l'accoglienza è il sistema su cui noi dobbiamo, sia come privati che soprattutto come pubblico, investire. Ecco, accessibilità parcheggi, adesso ci sono poi le novità relativamente alla chiusura di Piazzale Boschetti con 270 posti se non erro, sono un po' meno. Sì, un po' meno, quindi questi sono un po' circa i dati. Cosa succederà, perché voi anche l'ASCOM vi siete pronunciati in modo molto chiaro da questo riguardo? Guarda, allora, il tema è sicuramente uno dei prioritari. Noi non possiamo pensare che una città importante come Padova non abbia un sistema di accessibilità che funziona. Il sistema di accessibilità è fatto da tante cose. Chi vuole andare nel centro storico a Padova ci va, c'è chi vuole andarci a piedi, c'è chi vuole andarci in bici, c'è chi vuole andarci con il monopattino, c'è chi vuole andarci in auto, chi vuole andarci con gli strumenti, con i mezzi pubblici. Noi dobbiamo riuscire ad avere la capacità di soddisfare queste esigenze.
Condannarne uno, apprezzarne un altro, secondo me è sbagliato. In questo momento il vero rischio qual è? Oltre alla chiusura di Piazza Boschetti e la sostituzione con un parcheggio che non è noto, che attenzione anche durante il Natale è sempre rimasto vuoto, quello del PP1, c'è l'ipotesi di andare a chiudere Piazza Insurrezione con tutti quanti i parcheggi connessi. Alla fine, se non sbaglio i conti, sono altri 500 posti che vengono tra Boschetti e per pedonalizzare? Sì, ma al di là della pedonalizzazione, quello che secondo me è sbagliato è che si pensa che il parcheggio sia un attrattore di traffico. Non è così. I parcheggi a ridosso del centro sono dei liberatori del traffico, perché so che arrivo lì, parcheggio e da lì mi faccio la strada a piedi. Se invece non ho questa certezza, continuo a girare come sta succedendo adesso e creo ulteriore confusione rispetto a un sistema di accessibilità che sicuramente non è un tema facile, sicuramente non è un tema facile, è un tema difficile, però quello che manca, in particolare, ecco, qui parliamo di Padova, è un progetto chiaro. Cioè, muoviamoci su un progetto chiaro, sappiamo che ci diamo dei tempi, sono 2 anni, 3 anni, 4 anni, definiamo quelli che sono i parcheggi, definiamo quello che sono i sistemi di accessibilità, quello che è il pubblico e quello che diamo con altri sistemi di accessibilità. Ma non lo vedo questo. Una volta parliamo della ZTL, una volta parliamo dei parcheggi, un'altra volta diventa vincente il parcheggio Sarpi, il nuovo parcheggio Sarpi. Non è così. Cioè, non è così che diamo garanzie e soprattutto creiamo un sistema per cui la gente venga a Padova in maniera tranquilla. Quindi è l'amministrazione che deve intervenire? Su questi temi ovviamente e obbligatoriamente l'amministrazione, non esistono. Noi possiamo dare il nostro contributo in termini di informazione, di diffusione, ma chi deve intervenire è l'amministrazione. Tra l'altro ci sono anche dei sistemi di prenotazione, di gestione dei parcheggi, ma diffusi anche in piccole città, che devono in qualche modo essere adottati. APS sta facendo un grosso lavoro e alcune cose sono state agevolate, ma francamente alcune questioni che riguardano la prenotazione, che riguardano, pensiamo un po' anche a chi viene a visitarla, no? Perché non dobbiamo in qualche modo privilegiarli rispetto a problemi che ci possono essere? Perché non cominciare a riservare dei parcheggi per questi, che possono veramente sapere che arrivano trovando il parcheggio in un certo modo? Ci sono mille strumenti che possono essere fatti, con dei tempi, delle ore. Quindi ci sono tantissime possibilità. Chiaramente, così come siamo, la città sta soffrendo in parte anche Vicenza, non è che non, un po' tutte le città stanno soffrendo, alcune hanno trovato delle soluzioni, sicuramente Verona è una di queste, ha trovato delle soluzioni che danno soddisfazione a chi vuole arrivarci. Le attività di benchmarking che a volte voi avevate anche proposto, no? Quando si parlava di town management, eccetera, di confronto per capire gli elementi di forza, quelli di debolezza tra un centro e l'altro, perché vabbè è inutile parlare di capitali come Milano o altre città perché sono diverse, hanno fatto interventi molto importanti, però appunto città vicine dove le cose vanno diversamente forse può essere utile o no? Sì, questa è una delle cose che cerchiamo sempre di fare, perché è chiaro che gli esempi degli altri positivi ci possono in qualche modo aiutare. E chiaramente poi non è che si può copiare e basta, si devono seguire alcuni esempi, verificare alcune cose e capire se possono essere positive. Ma io continuo a insistere su un aspetto, cioè non credo che il continuare a lavorare sul creare, in particolare qui di Padova, creare nuovi sistemi di attrazione, quindi tutto quello che sia la parte, come dire, che risolve tutti i problemi. Se non stiamo attenti ci creerà ulteriori problemi. Insieme a questo deve esserci costruito un sistema di accoglienza delle città che è complesso, che è la parte meno vistosa se vogliamo, perché non potremo dire abbiamo costruito il centro congressi e quindi arriveranno altre migliaia di persone. Non potremo dirlo perché dovremo spendere invece sulla parte per cui chi arriva qui a fare il congresso spende e ha voglia di ritornarci con la famiglia. Di ritornarci, infatti. Perché altrimenti il rischio che faremo dei gran bei congressi, ma non ritornerà più nessuno su Padova se non riusciamo a gestire questo. È un po' tutto quello che stiamo facendo su queste cose. Padova sta veramente crescendo e creando delle grandi opportunità. Centro congressi, l'ospedale, anche le linee del tram, se vogliamo in qualche modo potrebbero essere di aiuto se gestite in maniera corretta. Ci sono degli investimenti notevoli, l'università, tutto quello che si sta facendo in fiera. Possono essere delle opportunità, ma gestiamole nella maniera corretta. E insieme non significa che qualcuno decide e gli altri vanno dietro. Insieme significa che buttiamo giù dei progetti per cui ognuno ha un suo ruolo all'interno di quel progetto. Assolutamente. Viabilità tram, com'è la situazione, come la vedete? Il tram in alcune aree ha rappresentato un grosso, come dire, soluzione. Pensiamo al fatto che
per l'accessibilità sta veramente incontrando la soddisfazione di molti cittadini. Il vero tema qual è? È che quando passa la linea del tram tutta la rete commerciale lungo quelle strade viene distrutta. Chiaramente bisogna tornare a quello che diceva non si ripristina dopo, no? Non si ripristina e quindi probabilmente occorre fare una riflessione che faceva Ruggero Menato, un economista padovano che è scomparso purtroppo da un po' di tempo, che diceva quando è nata la prima linea lo sforzo non è solo quello di fare il tram, ma deve esserci un investimento anche per capire rispetto a quella che è l'offerta commerciale di servizi che c'è lungo la linea, come salvaguardare questi nelle fermate, lungo il percorso, con i parcheggi di servizio all'intorno. Lui l'aveva sollevata, credo, quindi negli anni 2090, sì, insomma, un bel po' di anni fa. Ecco, prima del 2000. Ed è un tema che dobbiamo ripresentare anche adesso, se vogliamo che questo non sia un impatto negativo per chi poi ci opera. Perché ogni volta che andremo a discutere la linea del tram parliamo solo, questa è la linea, questi sono i soldi per farla, e difficilmente ci rendiamo conto che attorno c'è un commerciante che ha appena fatto un investimento di qualche centinaia di migliaia di euro per rifare le attività, per rilanciarla, e magari si trova che domani non ha più parcheggio, non ha più la possibilità di raggiungere con le auto. E questo è uno dei temi che voi siete interpellati poco in questi tavoli? Sì, ma siamo interpellati per trovare delle mini soluzioni. Classiche. O meglio, per tamponare i problemi. Viceversa, qui c'è la necessità che quando si progetta la linea, insieme alla linea deve essere progettato il servizio. Sì, il servizio che si diceva prima. Questa è l'idea di Menato, non è mia, fortunatamente, è di qualcuno che ci sapeva e conosceva la città molto bene. È questo che va progettato. Vanno infatti investimenti sia per la linea ma anche per la parte fuori. Quello che mi sconvolge in questo momento è che non mi piace, lo dico con molta franchezza, insomma, ma anche per essere abbastanza concreto, è che continuiamo a sparare e a mirare a chissà quanti progetti. Questo è pericoloso a mio avviso, perché finché noi continuiamo ad alzare il tiro sui progetti, sia noi associazioni che il pubblico, i negozi continuano a chiudere, le piccole attività sono in grande difficoltà e non è che risolveremo il problema continuando a dire ma succederà questo. Il problema lo risolviamo se cominciamo a veramente ragionare concretamente e dare delle risposte a questi. E dare delle risposte a questi significa ricostruire per loro delle competitività. Mettere insieme servizi, appetibilità, competitività, assistenza, sono quelle cose che oggi facciamo con molta difficoltà noi associazioni e basta. Assolutamente sì, infatti. E basta. Ma voi fate tante attività anche di formazione, di aggiornamento, eccetera. Sono seguite, sono partecipate, cioè c'è anche la volontà proprio da parte del singolo operatore, professionista, negoziante di evolversi? C'è una richiesta enorme di questo aspetto, una richiesta enorme che nonostante l'impegno e la capacità a volte di riuscire a trasformarsi e anche a innovarsi non trova delle risposte. Non trova delle risposte perché i competitor sono enormi e quindi spesso lo sforzo della piccola impresa non è sufficiente. A questo poi ci aggiungiamo qualche, chiamiamola così, sciocchezzuola, no? Di non poco conto che arriva ai fini fiscali, ai fini dopo ne parliamo. Ovviamente questo crea delle difficoltà enormi. Però è chiaro che la competitività oggi va ricercata creando nuovi format, creando nuovi strumenti e dando maggiore attenzione a questo aspetto. Recentemente un buon numero di comuni della Bassa Padovana sta cercando di dare una risposta in una zona dove i negozi stanno veramente soffrendo. È una delle... Dove? Bassa Padovana significa i comuni più piccoli della zona e dove soprattutto sono i comuni piccolissimi che stanno soffrendo perché lì abbiamo una media di 10-12 negozi, stanno chiudendo. Con disagio poi per le persone anziane e residenti. Esatto, ma anche lì il vero sforzo non è più quello della singola innovazione del singolo negozio, lì lo stiamo vedendo, lo stiamo facendo, come associazione stiamo mettendo, come Confesercenti stiamo costruendo una sorta di gruppo di lavoro, chiamiamolo così per definirlo, che va dall'esperto commerciale all'esperto di web e tutto quanto, ma dobbiamo definire quelli che sono i format per rendere queste attività più competitive. Va cambiato, è ovvio che va cambiato, non è vero che tutti sono in difficoltà. Abbiamo dei soci che in queste zone stanno rilanciando le loro attività bene, anche in settori tradizionalmente difficili come l'abbigliamento, come la moda o anche l'alimentare. Abbiamo invece la stragrande maggioranza che sta soffrendo. Non c'è interesse da parte che sta soffrendo. Abbiamo la quasi totalità dei giovani che non vogliono entrare in questo settore
ma non solo per un aspetto economico, anche per un aspetto di soddisfazione professionale. Quindi va ricostruito questo aspetto ed è quello che stiamo cercando di fare. Probabilmente avremo meno esercizi, però li avremo anche più competitivi e in grado di dare una soddisfazione più completa a chi ci abita. È una sfida, ma questa sfida va gestita. Non quella di dire va bene, adesso facciamo nuove strutture pubbliche, chissà quanta gente arriva, perché questo non ci darà soddisfazione e non ci permetterà di... Anche su questo dovremo sempre ragionare con molta attenzione, perché fare delle strutture che mi portano 10.000 presenze, 20.000 presenze in una serata non risolve i problemi di crescita di una città. Infatti c'è il discorso del ritorno, della frequentazione, della fidelizzazione della clientela che fa la differenza da questo punto di vista. L'esercizio deve diventare competitivo, cioè non è che abbiamo alternative, non è che possiamo creare, come qualcuno propone, una sorta di WWF no, dei negozi. Non è questo, non può essere questo, perché dovrebbero essere dei negozi comunque sovvenzionati e mantenuti che non potranno mai incontrare l'affezione del pubblico. Dobbiamo ridare competitività, che non solo di natura economica, non è solo nel prezzo. La competitività si fa dando dei servizi, costruendo qualche cosa in un rapporto nuovo con il pubblico, con chi ci abita, con chi viene a visitarci. Questa è la sfida. Ed è questo su cui dobbiamo lavorarci. Assolutamente, questo è importantissimo. Torniamo su questi temi, poi ce ne sono anche altri da affrontare, poi affronteremo anche il discorso fiscale, lo stato dell'arte, insomma so che ci sono diverse questioni su cui anche voi ci avete scritto. Tra poco.